La vita cristiana va vissuta in coerenza con le promesse battesimali. Il Papa all'Angelus ha invitato i fedeli a testimoniare lo stile di Dio. In mattinata ha battezzato 27 neonati. Inizia un cammino di comunione per la parrocchia di Bacezza e quella di Sant'Andrea di Rovereto, che ha accolto il nuovo parroco Don Giacomo Canepa. Dal Vescovo un forte invito all'unità. Riparte l'iter per il collaudo definitivo del porto di Chiavari. Domani incontro a Genova tra gli uffici della Regione e il Comune per la diga foranea e la casetta dei pescatori. Avegno, Correglia Ligure, Neirone, Tasso e Traso sono i 5 presepi vincitori a pari merito della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontanabuona. 24 le realtà che hanno partecipato. Centinaia di tifosi della Virtus Entella in viaggio verso la capitale. Questa sera biancocelesti in campo all'Olimpico contro la Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Nel giorno del battesimo di Gesù, Papa Francesco ha amministrato il sacramento a 27 neonati in Cappella Sistina. Il Santo Padre ha esortato i genitori a trasmettere la fede ai figli e a non litigare dinanzi a loro. Prima della preghiera all'Angelus, Francesco ha invitato a vivere la vita cristiana in coerenza con le promesse battesimali. Vediamo. Prima che venga studiata al catechismo, la fede va trasmessa dai genitori a casa con l'esempio e la vita. E quanto ha ricordato il Papa nell'omelia della messa domenicale, durante la quale ha amministrato il battesimo a 27 neonati, 12 bambini e 15 bambine nella Cappella Sistina. Ma l'importante è trasmettere la fede con la vostra vita di fede. Che vedano l'amore dei coniugi, che vedano la pace della casa, che vedano che Gesù è lì. E mi permetto un consiglio, scusatemi, ma io vi consiglio, mai litigate davanti ai bambini, mai. È normale che gli sposi litigano, è normale, sarebbe strano di no. Fatelo, ma che loro non sentano, che loro non vedano. Voi non sapete l'angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori. Questo mi permette un consiglio che vi aiuterà a trasmettere la fede. Dalla finestra del Palazzo Apostolico, prima dell'Angelus, il Papa ha invitato i fedeli a rinnovare con gratitudine e convinzione le promesse del proprio battesimo e ha chiesto ancora una volta di domandare a genitori, nonni, zii la data precisa in cui abbiamo ricevuto il sacramento, origine della vita cristiana. Si tratta di rigenerare continuamente nella preghiera l'evangelizzazione e l'apostolato per rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i progetti umani, ma secondo lo stile di Dio. Cristiani in dialogo con l'ebraismo è il tema della puntata di questa sera di Direttamente Su, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ospiti in studio Don Gian Emanuele Muratore, delegato per l'ecumenismo della diocesi di Chiavari, e Martini Barra i Perez, pastore della Chiesa Evangelico Battista di Chiavari e Rapallo, Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova, e Franca Landi, insegnante di ecumenismo e dialogo all'Istituto di Scienze Religiose di La Spezia. E negli ultimi 2 giorni le 2 parrocchie di Sant'Andrea di Rovereto e San Pietro di Rovereto hanno accolto i nuovi parroci. Don Giacomo Canepa ha fatto il suo ingresso a Sant'Andrea nel pomeriggio di sabato. Don Giacomo, che è già parroco di Bacezza, ha chiesto ai fedeli di iniziare un cammino di conoscenza reciproca. Vediamo.
Condivisione e comunione sono le parole su cui è iniziata la storia delle due parrocchie di Bacezza e Sant'Andrea di Rovereto, che ora hanno in comune il parroco Don Giacomo Canepa. Il sacerdote, che ha assunto anche l'incarico di rettore del Santuario delle Grazie, ha fatto il suo ingresso nella comunità di Sant'Andrea accompagnato dai fedeli di Bacezza, segno esplicito del desiderio di iniziare un cammino comune. Non è solo il parroco che assume due parrocchie, ma sono due comunità che si incontrano, camminano insieme, si conoscono, perché oggi forse non ci conosciamo ancora così bene, quindi sarà un cammino di sostegno al parroco che inizia il suo percorso sostenuto dalle sue comunità. Riconosciamo di avere una grazia particolare, ovvero quella di non perdere un parroco, ma di condividerlo, come ha detto il Vescovo. Il Vescovo lo ha chiesto esplicitamente nell'omelia. Le due comunità sono chiamate ad un rapporto di comunione, ad aiutarsi, a sostenersi reciprocamente, vivendo l'unità. Il parroco lo ha richiamato nel saluto finale. Gesù non ha creato i confini, ha detto, ma ha creato la terra, i rapporti e la loro bellezza. Senza contare, ha aggiunto, che il quadretto della Madonna dell'Ulivo, tanto caro agli abitanti di Bacezza, è stato trovato da un tessitore di Sant'Andrea. È stato molto bello che Don Giacomo lo abbia sottolineato durante le parole, che sono state davvero emozionanti e ci richiamano un po' tutti a questo forse desiderio che tutti un po' abbiamo di maggiore apertura verso gli altri, collaborazione e comunità. È proprio anche un sentimento che parte da un bisogno e quindi diventa anche un desiderio, un auspicio per le nostre comunità. Di che cosa ha bisogno secondo lei la comunità di Sant'Andrea di Rovereto? Intanto di continuare, devo dire, in questo cammino che anche con Don Stefano abbiamo iniziato, diciamo, compiuto in questi anni, che è stato quello anche un po' di ritrovarci tra i giovani e gli anziani del posto, e quindi pensiamo di continuare così, e sono certa che con Don Giacomo questo sarà un ulteriore cammino, ecco, fatto insieme. Tanti progetti o schemi ora in testa non ce l'ho, se non quello di cominciare intanto a conoscersi, no? Io penso che poi alcune cose le scambieremo da giù a su, qualcuna da su a giù, ecco, però come diceva il Vescovo sono, ognuna ha la propria ricchezza e va condivisa, allargata, conosciuta. L'identità cristiana non si afferma nella chiusura, ma nell'apertura e nella conoscenza reciproca. Con queste parole il Vescovo Alberto Tanasini ha chiesto ieri pomeriggio un rinnovato impegno di comunione ai fedeli della parrocchia di San Pietro di Rovereto a Zoagli, dove ha accompagnato Don Fabio Mazzino, che ha iniziato il suo ministero come parroco. Don Fabio è già parroco di San Martino di Zoagli. Per le due parrocchie inizia ora un nuovo cammino insieme. La piccola frazione di Zoagli conta circa 250 abitanti. La parrocchia ha una vita semplice che ruota attorno a due feste principali, quella di San Pietro e quella della Madonna del Carmine. La chiesa parrocchiale era gremita per l'ingresso del sacerdote, che è stato accompagnato all'inizio del suo nuovo servizio dai fedeli di Zoagli e anche da alcuni parrocchiani di Cavi e Santa Giulia, dove Don Fabio ha prestato servizio negli anni passati. La liturgia è stata animata dalla corale parrocchiale. Presentando il sacerdote ai fedeli, il vescovo lo ha descritto come un prete innamorato del Signore, creativo nella pastorale ed esigente nel chiedere una fede limpida. Don Fabio, dal canto suo, ha voluto ringraziare tutti, in primis Don Stefano Mazzini, che ha guidato la comunità negli ultimi anni. La cronaca adesso rubava a pazienti e familiari delle persone ricoverate nel reparto di cure palliative dell'ospedale di Chiavari. Per questo un'operatrice sociosanitaria di 50 anni è stata arrestata dalla polizia al termine di una lunga attività investigativa portata avanti con la collaborazione della direzione sanitaria dell'ospedale chiavarese e di alcuni componenti dello staff del reparto. La donna da sabato si trova agli arresti domiciliari. A partire dal maggio 2015 i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno ricostruito 8 episodi di furti, alcuni dei quali compiuti in danno dei malati terminali, approfittando delle loro condizioni di semi-incoscienza. Oltre al denaro, in diversi episodi sono stati portati via oggetti preziosi anche dal punto di vista affettivo. Ad un malato è stata portata via la vera matrimoniale, ad un altro un orologio dal comodino.
È stato sorpreso mentre pescava nell'area protetta del parco di Portofino. Per questa ragione un 27enne di Santa Margherita Ligure è stato denunciato dai carabinieri. I militari hanno colto il giovane sul fatto. Si tratta di un impiegato di Santa Margherita Ligure che stava pescando di frodo in apnea con un fucile subacqueo pneumatico e fiocina a 5 punte. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. L'uomo è stato denunciato per pesca di frodo in area marina protetta. E un 61enne di Parma è stato soccorso nel pomeriggio di ieri dopo una caduta lungo un sentiero dell'area di San Fruttuoso di Camogli, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. A recuperare l'uomo, che non riusciva più a camminare per un trauma ad un ginocchio, gli uomini della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure portati sul posto dalla motovedetta della Guardia Costiera. Riportato a Santa Margherita, l'uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale. E sono andati in fumo 2 ettari di arbusti e prato alla Malga di Perlezzi. L'incendio era scoppiato sabato pomeriggio e ha richiesto l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco perché la zona sul versante sud del Monte Aiona era molto difficile da raggiungere. Nella mattinata di ieri il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo in zona assieme ad alcuni volontari antincendio boschivo che hanno attivamente collaborato alle operazioni di spegnimento. L'incendio è stato dichiarato spento. Voltiamo pagina, manca ormai poco per il collaudo definitivo del porto turistico di Chiavari. Domani a Genova è previsto un incontro tra gli uffici della Regione e il Comune per affrontare ancora alcuni nodi irrisolti, tra i quali la ricostruzione della casetta dei pescatori. Intanto sono operativi i nuovi vertici di Tiguglio Shipping. Facciamo il punto. Riparte l'iter per il collaudo definitivo del porto di Chiavari. Sia la parte vecchia, mai collaudata da 40 anni a questa parte, che quella nuova, realizzata con l'ampliamento, saranno oggetto di un primo incontro che il Comune ha in programma domani con gli uffici della Regione. Sul tavolo della riunione, alla quale parteciperà anche la società Tiguglio Shipping, c'è nello specifico il collaudo della diga foranea e la casetta dei pescatori. Se la prima non ha subito conseguenze dalla mareggiata, c'è da risolvere invece il nodo della casetta, già danneggiata nei mesi scorsi e definitivamente distrutta dall'evento di fine ottobre. Il 96-97% delle opere che dovevano essere effettuate sono state correttamente eseguite. Abbiamo il problema della casetta dei pescatori che è stata distrutta dalla recente mareggiata e dopodiché potremo procedere al collaudo definitivo. Che tempi si prevedono per il collaudo definitivo? Il collaudo definitivo, una volta che risolveremo il problema della casetta dei pescatori, si potrà poi procedere con il collaudo finale. L'ingegner Nattero ha fatto tutta una relazione sul Porto Vecchio, il quale non è mai stato collaudato in tutti questi 40 anni. E sulla base di questa documentazione poi si potrà procedere col collaudo definitivo di tutto il porto. Nell'attesa di conoscere gli sviluppi delle pratiche urbanistiche ci sono novità anche dal punto di vista della gestione del porto turistico chiavarese. Da alcuni giorni infatti sono operativi i nuovi vertici di Tiguglio Shipping, Franco Cavagnaro, presidente, ed Eugenio Michelino, amministratore delegato. La società che ha realizzato l'ampliamento in questi anni ha attraversato difficoltà finanziarie non da poco. Ultimamente è uscita dalla procedura di concordato fallimentare e a seguito delle trattative con Banca IMI, come socio di maggioranza ha fatto il suo ingresso la Marinedi SRL, società di Roma che gestisce diversi porti turistici in Italia. Dà solidità e dà garanzie di competenza nella gestione del porto turistico. È stato approvato questo piano di ristrutturazione che garantisce al Comune di Chiavari e a Marina Chiavari l'incasso di tutte le somme che erano dovute durante tutto il periodo precedente da parte di Tiguglio Shipping. Entro il 22 di gennaio dovranno già procedere a terminati i versamenti. Recinzioni abbattute, giochi per bambini rotti, pavimentazione in sintetico danneggiata, condizioni di sicurezza precarie. Lo stato di incuria in cui si trovano i giardini Nicola Fele di San Pier di Canne a Chiavari è al centro di un'interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza di Noi di Chiavari, Levaggio, Colombo e Garibaldi. La recinzione del parco è stata abbattuta da tempo. Al posto della porta da calcio ci sono 2 bidoni della spazzatura, denunciano i consiglieri. Chiediamo a questa amministrazione di iniziare seriamente a occuparsi delle periferie.
Nel comune di Lumarzo invece è stata ripristinata la strada che porta alla frazione di Scagnelli, un risultato importante per un piccolo paese che per mesi ha dovuto fare i conti con la chiusura dell'unica strada di accesso alle abitazioni. Sono stati realizzati 35 metri di palificazioni, scavi e getti di calcestruzzo armato che hanno consentito la messa in sicurezza della strada. I lavori sono stati resi possibili grazie alla collaborazione degli uffici comunali e l'impresa che ha eseguito l'intervento. E restiamo in Fontana Buona perché è andata in scena a Ferrada di Moconesi la premiazione della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontana Buona. 24 le realtà che hanno partecipato, 5 i vincitori a pari merito. Ad accompagnare la cerimonia di premiazione l'accompagnamento musicale del gruppo folk Gau. Vediamo. 5 vincitori a pari merito, i presepi di Avegno, Correglia Ligure, Neirone, Tasso e Traso. Secondo posto, sempre ex aequo per le natività di Cassanesi, Certenoli, quella realizzata dalle suore di Cicagna e ancora Cogorno, Ferrada, Gattorna, Isolona, Leivi, Moconesi Alto, Monleone, Ogno, Paggi, Pian dei Ratti, Pianezza, San Pietro di Sturla. Riconoscimenti anche per i presepi fuori concorso di Cicagna, Lascito Cuneo e Orero e quelli messaggeri, quelli della zona pastorale di San Pier di Canne a Chiavari e il presepe del Bosco di Viganego di Bargagli. Infine premiati i presepi del cuore, quelli scelti dalla giuria popolare con i voti espressi attraverso il secolo XIX, sono stati quelli di Isolona e Paggi di Carasco. Sono stati questi i protagonisti della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontana Buona, la cui cerimonia di premiazione è andata in scena nell'auditorium di Ferrada di Moconesi. A differenza delle precedenti edizioni, quando era il Gala Appennino Genovese ad organizzare la manifestazione, quest'anno il compito se lo sono assunto alcune associazioni di Vallata, Colombo Fontana Buona 2000, che nel 1988 era stata l'ideatrice del concorso, il Piffero di Cicagna e le Proloco di San Colombano Certenoli e Uscio, con il coordinamento del Centro Culturale dell'Ascito Cuneo di Calvari. I risultati sono positivi in quanto i presepi erano 24 più 2 messaggeri e i visitatori sono stati tantissimi, direi che proprio possiamo essere noi organizzatori soddisfatti. La cerimonia di premiazione ha visto anche l'esibizione del gruppo folcloristico delle ragazze Gau di Genova Struppa, che fanno parte di un'associazione che si dedica al volontariato e all'assistenza. Gau vuol dire Giovani Amici Uniti. Fa parte di un'associazione dalla Val Bisagno, dove c'è anche una pubblica assistenza, dove diciamo si occupa per lo più per le persone anziane, per le persone più bisognose, e il nostro ricavato che riceviamo durante le esibizioni viene portato in questa associazione. Vi segnaliamo che la cerimonia di premiazione del concorso Presepi in Fontana Buona sarà trasmessa integralmente da Telepace domenica prossima sul canale 15 Telepace 1 alle 21:10, poi lunedì 21 gennaio alle 22 su Telepace 3 al canale 115. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie. Lo sport. Il Corriere della Sera, Battisti già in volo oggi in Italia, il terrorista arrestato in Bolivia è subito espulso, Bonafede sconterà l'ergastolo, l'ultima birra, poi le lacrime, stavolta è finita, il retroscena del Blitz. E poi c'è un'intervista invece al ministro Moavero, che è il ministro degli esteri del governo Conte. Nel governo qualche lite c'è sui migranti, è tutta colpa dell'Unione Europea. E poi la battaglia di Angela che sogna di danzare, Angela Grignano 24enne rimasta ferita nello scoppio della panetteria di Parigi. Vediamo appunto seconda operazione alla gamba per l'italiana ferita e i medici dicono che l'operazione è andata molto bene. Italia-Europa, ecco cosa accadde, la procedura era pronta per la nostra nazione in caso appunto avessimo sforato i limiti. E poi data room, se gli aiuti sociali vanno ai ricchi. Andiamo a vedere appunto all'interno del Corriere della Sera. Povertà, troppi soldi nelle tasche sbagliate, l'assegno di sussistenza si innesta su un modello iniquo, un terzo della spesa sociale finisce ai più ricchi, mancano banche date e verifiche, ecco le falle del sistema.
E andiamo invece al secolo XIX, che titola Battisti, la fuga è finita, ora lo attende l'ergastolo, l'ex terrorista tradito dai contatti sui social, il vice premier dice lo aspetto all'aeroporto. E poi Gronda e Terzo Valico, così i liguri si preparano a scendere in piazza con il nord dei SITAV, il nodo grandi opere in Liguria. Coppa Italia, questa sera la sfida, l'Entella vola a Roma e sogna, il presidente Gozzi, l'Olimpico che emozione. E poi ancora, perché le storie segnate dai crimini riempiono le sale, il festival della criminologia al Ducale. La Liguria adesso scommette sul mare d'inverno, andiamo a vedere perché il turismo alla sfida del mare d'inverno, le spiagge diventino come parchi, dal disastro di ottobre alla proroga delle concessioni, la Regione convoca un vertice a Roma e studia aiuti economici. L'assessore Scaiola al demanio dice le normative nazionali ci legano un po' le mani e ci rendiamo conto di costi e rischi di impresa maggiori. Il presidente dei balneatori della SIB Liguria, Enrico Scappiapietra, dice in bassa stagione gli arenili vanno usati come gli spazi verdi nelle grandi città per fare sport, ritrovarsi e rilassarsi. E la prima pagina del Levante, le anfore galliche in buona compagnia, sui fondali 2 pentole di età imperiale che vediamo in queste foto, nuova eccezionale scoperta vicino al relitto della nave romana a poche distanze dalla costa di Portofino. Trigona, che è l'archeologo subacqueo, dice possibili altre sorprese e intanto viene preparato un progetto percorsi tra i tesori sommersi con il progetto Neptune. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Emanuela Castello. Sì, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Allora, aveva visionato una cucina componibile su un sito internet specializzato, poi però non ha versato la somma di 1.400 euro come pattuito, ma tramite un complesso raggiro è riuscito a farsi accreditare questa stessa somma da una donna di 33 anni di Sestri Levante. La donna che aveva messo in vendita proprio la cucina a questo punto ha sporto querela. Al termine di accertamenti i carabinieri hanno identificato l'uomo, il responsabile di questo raggiro. Si tratta di un 31enne di Palermo che è stato denunciato per truffa. La notte scorsa un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, intervenuto a Rapallo a seguito di un incidente stradale, al termine di accertamenti ha denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 30enne di Rapallo che si è rifiutato di sottoporsi ai controlli di rito. La patente gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. È tutto, linea allo studio. Apriamo adesso la pagina dello sport, sono già arrivati a Roma i primi tifosi della Virtus Entella che questa sera sosterranno la propria squadra all'Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia. Vediamo alcuni tifosi fermi in sosta all'autogrill, altri 4 pullman di supporto sono invece partiti poco fa da Chiavari diretti verso la capitale, diversi le centinaia di tifosi attesi. I biancocelesti dovranno vedersela contro i giallorossi. La squadra, partita ieri mattina da Chiavari in treno, è arrivata a Roma nel primo pomeriggio. Scesi dal treno alla stazione Termini, i giocatori in metropolitana hanno raggiunto l'albergo dove hanno passato la notte. Le due squadre, lo ricordiamo, saranno in campo questa sera alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dicevamo tanti anche i tifosi che sono partiti dal Tigullio, alcuni proprio pochi minuti fa. Maurizio Garrefa ha raccolto alcune testimonianze, sentiamo. Che momento storico anche per voi tifosi. È un momento storico, diciamo che dopo Genova adesso andiamo a Roma, è bello essere presenti tutti in compagnia, la giornata è bella e speriamo che sia altrettanto la partita, che non succeda niente di inconveniente. Come vivete questo momento che arriva anche dopo una stagione un po' difficile? Una stagione è stata travagliata, adesso la squadra deve pensare principalmente al campionato, però queste sono due occasioni storiche che vanno sfruttate come si deve. Vi sta piacendo anche il mercato? Come sta andando avanti questo mese? Sì, Mancosu penso che sia la ciliegina sulla torta perché è un uomo gol, è un uomo di boscaglia, è uno che ha sempre segnato. Virtus Entella darà fastidio alla Roma? La Virtus Entella deve solamente cercare di fare una bella partita, poi la Roma, se pensiamo che un mese fa giocava con Real Madrid, è tutto detto, tutto lì. Perché è importante andare a Roma? Per esserci. Chi è tifoso come me dal 1970 è un momento storico, quindi dobbiamo assolutamente far vedere che contiamo molto anche a Roma. È la prima volta all'Olimpico per lei? Sì, anche per mio figlio, soprattutto ho portato lui perché mi fa molto piacere che possa vedere lo stadio.
È ripreso il campionato di Serie D, una vittoria e una sconfitta per le squadre del Tigullio impegnate nella 19ª giornata del campionato nel girone A. La Lavagnese, che ospitava al Riboli lo Stresa Sportiva, ha fatto bottino pieno vincendo sugli avversari per 2-0 nel primo tempo a segno al 16° Purro, al 48° del secondo tempo Gnecchi. Sconfitta esterna invece per il Sestri Levante, ospite del Borgo Sesia Calcio. La partita è finita 1-0, decisivo il gol segnato al 14° del secondo tempo da Panatti. In classifica Lavagnese 24 punti, Sestri Levante 22. Nel prossimo turno di scena il derby Lavagnese-Sestri Levante. È iniziato con il piede giusto il campionato di Serie A2 maschile per il Lavagna 90. La squadra di mister Martini non ha lasciato scampo ad un Brescia Waterpolo volenteroso ma decisamente inferiore sul piano tecnico, sconfitto nella piscina del Cottonificio per 14-6. La prima rete del match porta la firma degli ospiti, a segno con un tiro dalla distanza, ma subito dopo i padroni di casa hanno cominciato a macinare gioco con azioni d'attacco e si sono portati sul 4-1 alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo un parziale di 5-0 per i padroni di casa e il risultato che alla fine si fissa sul 14-6. Da segnalare l'esordio stagionale in A2 di Sebastian Botto. Sabato prossimo il Lavagna 90 affronterà in trasferta il Civitavecchia. E con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15, ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.